Abbiamo avuto modo oggi pomeriggio di assistere ad uno spettacolo carinissimo, il flair bartending di alcuni giovani barman della provincia di Siracusa. C'è chiaramente un talento, una predisposizione, ma poi c'è anche una preparazione. Naturalmente una preparazione molto essenziale, avere conoscenza di quello che è a livello merceologico, i vari prodotti che sono sul mercato, contando il fatto che in Italia arriva proprio meno del 30% dei prodotti mondiali effettivi, quindi anche noi abbiamo difficoltà a conoscerli tutti. Però più se ne conosce, più si ha la possibilità di andare anche a miscelare, creando dei cocktail nuovi, nuove linee, nuove tendenze, in maniera sempre omogenea e sempre con un occhio d'attenzione verso il problema che potrebbe essere, diciamo, dell'alcolismo con i giovani di oggi. Ecco, quindi è nostra intenzione insegnare, poi riportare una cultura del bere come esisteva anni addietro, che in pochi bevevano, però chi beveva sapeva bere. In realtà è proprio la moda quello che molto spesso ci si accorge per chi fa movida, per chi ne fa anche poca. Comunque si va a mode anche dal punto di vista del cocktail. Avete anche il piacere ma anche la responsabilità di creare delle tendenze, lo spritz piuttosto che un altro tipo di realtà e di cocktail. Sì, in effetti spesso ci aiuta anche la pubblicità a lanciare e mantenere in voga determinate linee di cocktail. Poi sta anche a noi come bravura sul posto di lavoro, di come prendiamo la gente, di come diciamo, diamo l'accoglienza, di come diciamo, li portiamo a una certa predisposizione a bere determinate cose. Naturalmente non tutti i prodotti, non tutti i cocktail possono essere fatti sulla persona in se stesso. I gusti non si possono azzeccare tutti al 100%, quindi dobbiamo sempre mantenere una certa linea di fascia che può variare dal secco, medio secco, al dolce, alla frutta, per accontentare un pochettino dal pubblico femminile a quello maschile in tutte le sue fasce d'età. La preparazione, lei sta preparando un cocktail, immagino suo, e ci piacerebbe seguirne la realizzazione. Volentieri. Allora, grazie al nostro amico Massimo qua di Lady Caffè, così, e attraverso diciamo, l'alambicco diciamo, di infusione diciamo, del caffè stesso, quindi non parlo più di caffè espresso, abbiamo un altro tipo di estrazione diciamo, di questa bevanda. Mi sono fatto preparare giusto una certa quantità che sono andato già a preparare in infusione, quindi a sciogliere completamente con del miele di acacia. Altri ingredienti che andrò a mettere sono della grappa dell'Etna, giusto per restare sempre nell'ambito siciliano, della menta essiccata, delle arance e un pochettino diciamo, di topping al cioccolato che mi permetterà di amalgamare tutti e quattro gli ingredienti.